Il rito religioso dinanzi al monumento ai caduti, presenziato dal governatore Sua Eccellenza Santini. Nuove costruzioni in stile Novecento. La caserma dei carri armati, inaugurata dal governatore con lo scoprimento della lapide ai caduti dell'Arma. La villa vicereale, circondata da giardini, donde si gode un bellissimo panorama della città. Un gruppo di nuove palazzine. Capi e notabili convenuti per la prima volta dall'Ogaden a Mogadiscio assistono al ricevimento dato nella villa vicereale in onore del ministro delle colonie Sua Eccellenza Lessona, che porta il saluto del duce e assicura la protezione del governo fascista ai nuovi fedeli sudditi dell'impero. Fra il più vivo interessamento della popolazione somala si è svolta la prima corsa motociclistica a cronometro, Mogadiscio-Balad e ritorno, su un percorso di 75 km. Il vincitore ha segnato la media di 121 km orari. Un ancor maggiore successo ha arriso alle manifestazioni della campagna antitubercolare, nella quale gli indigeni trovano un'altra prova dell'interessamento del governo imperiale per la tutela della sanità delle popolazioni dell'impero.